Cari amici di Trevignone, bentornati a Quarto Gradin, la trasmissione che cerca di venire a home delle brutte faccende che succede purtroppo anche a chi tra le nostre bande del Basso Sarca, Trentino. Dopo quel che mangiava le sue vittime, dopo quel che traeva sotto occhetti, tu quel che veniva al verso, anche parlando di un criminale che le è scappato. Come si chiama qui che scappa dopo le combinate, tutti i colori, i latitanti, no? Difatti è sempre putanti qui che fa su casino e poi taglia la corda e va all'estero. Allora, sto qui praticamente è una combinata. Però per esserne de più mi diria di sentire il gente in linea. Sì, è il comandante della finanza, il colonnello Gino Tebrinco. Un attimo solo che brinde ciappallo, perché in caso fa questa trasmissione. Allora, colonnello, come sta le robe? Pronto? Ma guardi, il reato che si contesta al signor Mino Mezzasena, questo è il suo nome, è semplice. Ha intascato tutti gli anticipi delle spese condominiali dei vari stabili di cui è amministratore, o era a questo punto amministratore, e con quelli è scappato all'estero. Di qui l'ordine di cattura internazionale e pare sia stato individuato anche il nascondiglio, un hotel in Medio Oriente. Abbiamo già preso contatto con le autorità competenti del paese del quale non posso dire di più, anche perché c'è il segreto istruttorio. Comunque siamo sulla buona strada, posso dirle soltanto questo. Grazie, arrivederci. Chi che devo parlare? Il signor Mezzasena, che dico mica, che dico, se mi capita fra le mani, mica solo il desfo, tocchettini il desfo, perché non si può ciavare così, non si può, che strunzia per arrivare alla fine del mese e sto chi ci ha passato tutti i soldi e cammina e io al porco, ma prima che vagano preso e becco per me col trattore becco, mi metto su quel che gratta la terra e quel che taglia sulla linea e io al porco se il becco ma la moglie del latitante è rimasta in Italia, nel Basso Sarca. Come mai questa decisione, signora? Non ho più nemmeno un euro. Si è portato via tutto, persino i miei gioielli. L'ha sentito per telefono? Certo, e anche i carabinieri. Hanno registrato le mie maledizioni che gli ho mandato. Cosa pensa di fare adesso? Spero tanto che lo arrestino e lo portino in Italia. Poi credo dovrà avere più paura di me che del carcere. Grazie, signora. Siamo in collegamento con il latitante Mino Mezzasena. Dottor Mezzasena, intanto ringrazio per aver risposto, le dirò subito, noi abbiamo avuto il suo cellulare dalla Guardia di Finanza che credo sia ormai sulle sue tracce, ma dove si trova? Tanto ormai mi sa che la sua latitanza è lì per finire. Sono qui all'hotel Magna Fortut de Belleroute. Sono qui che tasto l'acqua del cedro. Buona salo. Chi i cedri vei su come i funghi, ne? D'accordo, diciamo che si trova all'estero latitante. No, lui lo fa con tanti lati vari de vacche, no, lo fa coi cedri, proprio coi cedri. Latitante per dire che lei è fuggito alla giustizia italiana, lo sa che c'è un mandato d'arresto internazionale nei suoi confronti?
Arrosto? Ah, quel non mi fa neanche tan ben. Pochi usa quelle carni di pecore, di capre, selvatiche. Ah, no, arrosto no. Vedo che proprio non vuole rilasciare alcuna dichiarazione, almeno si rende conto che ha truffato tanta gente per milioni. Ma va là, i soldi ho messi sul Mecon perché adesso ne di sta, non voleva mica che compra il gasolio per tutto il condominio e poi gli ha detto, gli ciacerà, ma intanto che anche il rilasciamento al gas, ma io aspettare, no? Intanto che quei soldi li rende in banca e poi avrà pure da ciappare anche a me qualcosa come amministratore, no? O sono te l'unico mondo in Italia che non mette via qualcosa. E il saluto, mi stare bene.